Benvenuti, cari appassionati di cucina, in un affascinante viaggio culinario nel cuore della Sicilia, l'isola mediterranea dove nasce e prende vita un piatto iconico e rappresentativo della tradizione, la pasta alla norma. Questo capolavoro della cucina italiana è un vero inno ai sapori autentici del Mediterraneo, rappresentando un equilibrio perfetto e armonioso tra la dolcezza naturale dei pomodori, la sapidità della ricotta e la croccantezza delle melanzane. Per preparare la nostra pasta alla norma in modo autentico, avremo bisogno di ingredienti freschi e di alta qualità, selezionati con cura: pasta di grano duro, melanzane sode, pomodori maturi, ricotta salata stagionata, spicchi d'aglio fresco e un mazzetto di basilico profumato. Iniziamo con la pasta, preferibilmente un formato corto e ruvido come i rigatoni o le penne rigate, ideali perché catturano e trattengono alla perfezione il sugo denso e saporito. Le melanzane rappresentano l'anima di questo piatto siciliano, sceglietele sempre sode al tatto, con la buccia lucida e viola intenso, per garantire una frittura croccante e un sapore pieno. I pomodori maturi, preferibilmente della varietà San Marzano per la loro polpa succosa e saporita, daranno al sugo quella dolcezza naturale e inconfondibile che è essenziale per l'equilibrio del piatto. Non può assolutamente mancare la ricotta salata, grattugiata al momento, che con il suo tocco salato e leggermente piccante conferisce al piatto la sapidità e il carattere tipico della tradizione catanese. Aglio fresco, tagliato sottile, e basilico profumato e appena colto completeranno il bouquet aromatico, aggiungendo note fresche e intense che esaltano tutti gli altri ingredienti. Ora, passiamo alla preparazione vera e propria. Il primo passo fondamentale è tagliare le melanzane a fette spesse 1 centimetro a cubetti regolari, per una cottura uniforme. Per eliminare l'amaro tipico delle melanzane e renderle più digeribili, salatele generosamente e lasciatele riposare per circa 30 minuti, poi sciacquatele sotto acqua fredda e asciugatele accuratamente con un panno pulito. Friggete le melanzane in abbondante olio d'oliva extravergine caldo, a temperatura media-alta, fino a quando non saranno dorate all'esterno e croccanti, rilasciando un profumo invitante. Scolatele delicatamente su carta assorbente da cucina per eliminare l'eccesso di olio e mettetele da parte in un luogo tiepido, pronte per l'assemblaggio finale. Nel frattempo, prepariamo il sugo di pomodoro fresco. In una padella ampia, soffriggete delicatamente l'aglio tritato in un filo di olio d'oliva extravergine, senza farlo bruciare. Aggiungete i pomodori pelati o la passata di qualità, schiacciandoli bene con una forchetta di legno, e lasciate cuocere a fuoco lento per almeno 20 minuti, mescolando di tanto in tanto. Condite il sugo con un pizzico di sale fino, pepe nero macinato al momento e qualche foglia di basilico fresco spezzettata a mano, lasciando che si addensi lentamente mentre i sapori si fondono armoniosamente. Mentre il sugo sobbolle piano e rilascia i suoi aromi, è arrivato il momento di cuocere la pasta per ottenere la consistenza ideale. Portate a ebollizione abbondante acqua in una pentola capiente. Salatela generosamente come il mare siciliano e versate la pasta, mescolando immediatamente per evitare che si attacchi. Cuocetela al dente, rispettando fedelmente le istruzioni sulla confezione e testandola con una forchetta, per garantire quella consistenza perfetta, soda ma morbida al morso. Una volta cotta al punto giusto, scolate la pasta conservando un mestolo di acqua di cottura e unitela direttamente al sugo di pomodoro caldo, nella padella ampia. Aggiungete le melanzane fritte al composto di pasta e sugo, mescolando delicatamente con movimenti rotatori per amalgamare tutti gli ingredienti senza romperli. Lasciate insaporire l'insieme per 1 minuto scarso a fuoco basso, permettendo alla pasta di assorbire tutti i deliziosi sapori del sugo e delle melanzane. È finalmente il momento di impiattare la nostra pasta alla norma, trasformandola in un'opera d'arte culinaria. Guarnite generosamente ogni porzione con una spolverata abbondante di ricotta salata grattugiata fresca, che si scioglierà leggermente al calore. Completate il piatto con qualche foglia di basilico fresco, disposto con cura per un tocco di colore verde vibrante e un profumo irresistibile. Ecco a voi la pasta alla norma, un piatto che racchiude l'essenza autentica della Sicilia in ogni singolo boccone, un tributo alla sua ricca tradizione gastronomica. Buon appetito a tutti! Che possiate godere di questo capolavoro siciliano in tutta la sua gloria.